persone al corteo per Gaza al Lido verso la mostra del cinema, centri sociali, associazioni, politici, attivisti e attori in marcia al grido di stop al genocidio. Notte di tensione al Lido, a pochi passi dalla mostra del cinema, con una lite degenerata in risse e un uomo rimasto ferito alla testa. La polizia riporta la calma. Uno sguardo di troppo tra sconosciuti, 2 16 finiscono in ospedale dopo essere stati pestati al Luna Park di Sottomarina, telecamere al setaccio in cerca dei responsabili. L'ultimo colpo meno di una settimana fa, 67 anni a Santa Lucia di Piave, l'ex mala del Brenta, Moreno Monetti, trovato morto in casa a Camponogara dove era agli arresti domiciliari. A Vigonovo, dopo lunghe ore di trattative, i carabinieri salvano un 56enne armato. Dal gesto estremo determinante l'intervento dei negoziatori dell'arma, scongiurando un epilogo tragico. In Veneto operai specializzati introvabili, vanno deserti 4 colloqui su 10, così secondo la CGA di Mestre scenari preoccupanti per i prossimi anni con migliaia di posti di lavoro che rischiano di non essere occupati. Alla mostra del cinema l'insegna del mito di Frankenstein attesa per il film di Del Toro che rilegge uno dei classici della letteratura e della settima arte. Buonasera dal telegiornale di Venezia, apriamo le notizie con la imponente manifestazione pro-Palestina che è in corso a Venezia verso la mostra del cinema. Oltre 5.000 le persone, tanti tra attori, attivisti e politici che ne hanno fatto parte. Sentiamo le loro voci. Questo massacro deve finire, che Netanyahu deve essere isolato, che i governi europei, anche quello italiano, devono intervenire per mettere fine a questa situazione. Sarebbe importante mettere fine a questo massacro e riconoscere lo Stato di Palestina. Riconoscere lo Stato di Palestina avrebbe un grande valore simbolico per dire che è una prospettiva, quella a quale abbiamo sempre creduto, dei due popoli e due Stati, esiste ancora. Molti attori, molte attrici, molti cineasti in genere hanno già fatto delle cose, quindi la presenza di una voce, di tante voci contro quel che sta succedendo, contro il genocidio ormai è ovunque. Noi non possiamo essere a Gaza, che è il luogo in cui tutto il mondo dovrebbe essere, perché ce lo impediscono. Non potendo essere lì, portiamo qui Gaza. Non mi sembra che ci sia nessun tipo di chiusura. Chiaramente lì succedono delle cose per cui si presentano i film, c'è un'altra cosa, però ci sono un sacco di film che parleranno della Palestina. Io non la vedo questa cosa di voi siete lì e noi siamo qui, sinceramente non mi sembra. Noi pensiamo che l'umanità in questo momento stia urlando a gran voce che esiste, che qui c'è la rappresentanza della meglio umanità. Le persone non riescono più a stare a casa, abbiamo bisogno di scendere in piazza, abbiamo bisogno di farlo tutti insieme per dire stop a questo genocidio. Proveremo tra poco a ricollegarci con il nostro Lorenzo Maier e Sandro Ponchio. È difficile il collegamento per le tantissime persone che sono presenti proprio al Lido, i manifestanti che sono giunti alla mostra del cinema, ma ci riproveremo. Intanto continuiamo a rimanere in Laguna, sempre al Lido, per una violenta rissa che è degenerata ieri notte. Non mi ha fatto un cazzo qua! Ho fatto un cazzo! Notte di violenza con momenti di altissima tensione al Lido di Venezia quando, intorno alla mezzanotte e mezza, un uomo di origine sudamericana è rimasto ferito dopo una lite degenerata in rissa. L'aggressione sembra per futili motivi tra italiani e un cittadino sudamericano rimasto ferito alla testa e soccorso dal 118 con una vistosa fasciatura. L'uomo, visibilmente alterato e sotto shock, è stato medicato sul posto e non versa in gravi condizioni. Sul luogo della colluttazione intervenuti gli agenti della Questura di Venezia che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che non ci sarebbe stato un accoltellamento, come era parso da principio, ma nel corso della lite sarebbe spuntato un coltello. Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.
Una notizia che è arrivata in questi minuti in redazione: paura in un campeggio a Cavallino Treporti, dove una bambina di 7 anni è stata soccorsa dai sanitari poco prima delle 18:30. La piccola ha riportato un forte trauma cranico dopo essere caduta a bordo piscina mentre stava giocando con alcuni amichetti. Sul posto l'elicottero del SUEM 118 di Treviso, che ha trasportato la bambina all'ospedale di Padova. Continuiamo con le notizie. 2 ragazzi di 16 anni sono stati pestati al Luna Park di Sottomarina. L'aggressione ieri sera dopo un breve scambio di sguardi con un gruppo di sconosciuti, 2 minorenni picchiati e portati in ospedale. A denunciare quanto accaduto i genitori, sottolineando che nonostante la folla presente nessuno è intervenuto in difesa dei loro figli. Le telecamere di videosorveglianza dell'area sono ora al vaglio dei carabinieri per identificare i responsabili. Ed è stato invece trovato morto nella sua abitazione a Campo Nogara Moreno Monetti, 67 anni, uno dei volti più noti della Mala del Brenta. Si trovava ai domiciliari in casa sua dopo essere stato arrestato in flagranza di reato una settimana fa. Con un complice stava compiendo infatti dei furti nelle abitazioni. Si trovava agli arresti domiciliari in un'abitazione presa in affitto a Campo Nogara Moreno Monetti, 67 anni, per tutti Cheno, ex della Mala del Brenta. È qui che il proprietario di casa lo ha trovato morto dopo che da giorni non dava più segnali. L'uomo era stato giudicato per direttissima a Treviso dopo l'arresto in flagranza di reato da parte degli agenti del commissariato di Conegliano poco più di una settimana fa. Accanto il complice 61enne, anche lui ex affiliato della Mala. La coppia criminale era stata braccata nel mentre stava tentando un furto in abitazione a Santa Lucia di Piave in via De Amicis, a far scattare l'allarme e la segnalazione di un residente. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, uno faceva da palo, l'altro stava già scappando. Ne è nata una colluttazione con il conseguente ritrovamento di un borsone dentro gli strumenti del mestiere, un flessibile, un piede di porco e dei trapani. Poco distante un'auto rubata qualche giorno prima a Saonara e forse usata per il blitz. Questo dunque l'ultimo colpo di Moreno Monetti, protagonista di diverse pagine di cronaca criminale a nord-est. Nel recente passato, nel 2014, l'incursione con fucili d'assalto ai danni di un portavalori a Veggiano, nel Padovano. Negli anni 90 il coinvolgimento nell'omicidio nel Veronese del poliziotto Massimiliano Turazza, e poi ancora nel 2002 in un sequestro di persona lampo a San Donà di Piave. Dopo un periodo di latitanza all'estero, nelle Filippine, Cheno, originario di Dolo, era ritornato in Italia vivendo soprattutto di espedienti e furti in abitazione. L'ultimo saluto il prossimo 2 settembre nel Duomo di Dolo. 56enne di Vigonovo minacciava il suicidio barricato nella soffitta di casa sua, corda al collo e coltello in mano. Dopo ore di paziente e delicata mediazione, i carabinieri di Dolo e Venezia, con l'intervento dei negoziatori del nucleo investigativo del comando provinciale, sono riusciti a convincerlo a scendere e a ricevere le cure mediche necessarie, evitando il gesto estremo legato a questioni sentimentali. Il fatto è successo ieri nel primo pomeriggio. Ora il 56enne si trova ricoverato all'ospedale di Dolo, non in pericolo di vita. A salvargliela prima dei militari un conoscente con una segnalazione al 112. Nuovo fronte di crisi delle piccole e medie aziende venete è la mancanza di lavoratori. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, la metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili in regione nei prossimi mesi potrebbe non essere occupata. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro si sta accentuando sempre più, in particolar modo nel Veneto. Carpentieri, gruisti, fresatori, saldatori, operatori di macchine a controllo numerico computerizzato. In Veneto gli operai specializzati stanno diventando introvabili e 4 colloqui su 10 finiscono deserti. Poco più della metà dei 127.000 nuovi posti di lavoro disponibili in regione da qui ad ottobre sarà di difficile reperimento. Lo sostiene l'ufficio studi della CGIA di Mestre sulla base degli ultimi dati di Unioncamere e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa situazione si sta aggravando perché dopo il periodo del Covid tra i giovani è sempre più diffusa la ricerca di occupazioni caratterizzate da elevati livelli di flessibilità oraria. Inoltre, tali candidati mostrano una limitata disponibilità ad accettare incarichi con tempi di lavoro prolungati
o condizioni lavorative particolarmente gravose dal punto di vista fisico. Anche altre cause contribuiscono a ridurre la disponibilità di forza lavoro. Innanzitutto la denatalità e l'invecchiamento della popolazione, ma è anche rilevante sottolineare come molti giovani non possiedano le competenze tecniche e professionali richieste, in particolare nel settore manufatturiero, un fenomeno che conferma lo storico divario che persiste tra formazione scolastica ed esigenze del sistema produttivo. Sono dinamiche che stanno causando gravi difficoltà a numerose piccole imprese, le quali incontrano crescenti ostacoli nel reperire figure professionali altamente qualificate nell'edilizia, nella meccanica, nel legno, nel tessile, nell'abbigliamento e nelle calzature. I settori dove è sempre più difficile reperire operai specializzati riguardano l'edilizia e il manufatturiero, in particolare nelle filiere del legno, del tessile, abbigliamento, calzature e della metalmeccanica. Le più colpite dal fenomeno sono le imprese di piccole e piccolissime dimensioni. Insomma, gran parte di distretti produttivi veneti sono a rischio tenuta per la carenza di manodopera specializzata. In arrivo un nuovo sciopero dei treni, durerà 21 ore dal 4 al 5 settembre, proclamato da diversi sindacati, e lo comunica il gruppo Ferrovie dello Stato. Lo sciopero dopo che il rinnovo del contratto non ha soddisfatto una parte consistente dei lavoratori delle ferrovie. Sciopero nazionale che colpirà anche i treni regionali con possibili cancellazioni e ritardi. La mobilitazione del personale di ferrovie inizierà dalle 21 di giovedì 4 settembre e si protrarrà fino alle 18 di venerdì 5 settembre. A scioperare con il personale di Trenitalia anche quello di Italo. Siamo di nuovo alla mostra del cinema all'insegna del mito di Frankenstein. Oggi infatti è la giornata di Del Toro, attesa per il film che rilegge uno dei classici della letteratura della settima arte, ma è anche il giorno del secondo film italiano in concorso, Il servizio di Lorenzo Maier. È il giorno dei grandi maestri in regia all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia di Guillermo del Toro con il suo Frankenstein, ma anche del secondo film italiano in concorso con Sotto le nuvole del nostro Gianfranco Rosi. È un qualcosa che è più di un sogno, quasi una religione. Sono stato cresciuto da cattolico fervente, non capivo molto bene questa storia dei santi, e quando ho visto Boris Karloff sullo schermo ho capito quale poteva essere l'aspetto di un messia. Per me era importante realizzarlo in modo diverso, su una scala diversa, che potesse in qualche modo colpire tutto il mondo. C'è poi per Orizzonti La Valle dei Sorrisi di Paolo Stripoli, con nel cast attori importanti come Romana Maggiore Vergano e Michele Riondino. È emozionante, è un festival che oltre ad essere un festival prestigiosissimo è anche un festival molto importante per me. Io lo frequento da quando sono bambino come spettatore, no? È nato come un progetto di passione nostro in un momento in cui affrontavamo il vuoto post scuola, e il vuoto tira fuori nel privato un dialogo con le proprie, con le proprie sofferenze, no? E ci siamo chiesti se potessimo cancellare le cose brutte che sono accadute o stanno accadendo nella nostra vita, così, in maniera istantanea, dando un abbraccio a un'altra persona, sapendo comunque di fargli male, lo faremmo? C'è un cast di attori che ringrazierò per sempre, perché si sono lanciati con me nell'ignoto. Venezia è un vortice, com'è stato questo vortice? Per ora bello, tra l'altro non piove nemmeno, quindi almeno ci grazia con il sole. No, è sempre entusiasmante, c'è una grande energia di cinema, di bellezza. Un saluto ai telespettatori di Antenna 3 Media Nord-Est, spero che il film vi piaccia, spero che lo vediate. La Valle dei Sorrisi dal 17 settembre al cinema. Così il resoconto della giornata di oggi al Lido, e proprio al Lido ritorniamo con il nostro Lorenzo Maier, vediamo se riusciamo a riprendere la linea. Eccoci in diretta con le immagini del corteo. Eccoci Edi, mi sentite? Certo, sì, ti sentiamo Lorenzo. Ok, perché prima siamo proprio all'interno della testa del corteo, le immagini di Sandro Ponchio ve lo stanno facendo vedere, è stato ribadito quello che
che i manifestanti hanno detto dall'inizio di questa giornata e ancora da prima, cioè la libertà per lo Stato di Palestina, l'autodeterminazione, ma soprattutto un richiamo affinché cessino tutte le guerre. Ora c'è il testo del corteo con Rifondazione, lampi e viene cantato Bella Ciao, un corteo comunque composito di persone di vario ceto sociale, estrazione, condizione, orientamento politico, religioso, tutti qui per dire che c'è bisogno di pace. Ecco. I manifestanti hanno parlato Tommaso Cacciari, ha parlato Marco Baravalle, non so se nel collegamento precedente sia stato sentito un passo del suo discorso, comunque tutti parlano di una manifestazione riuscita pienamente, è stata anche annotata la presa di posizione della Biennale, che ha condannato ogni forma di violenza e di guerra. I manifestanti chiedono anche per il 2026 da parte della Biennale scelte ancora più forti. Questo corteo composito ha anche annunciato una prossima manifestazione a metà settembre a Vicenza e poi nel mese di ottobre a Udine, quindi varie tappe del nostro nord-est saranno coinvolte. Un Lido che comunque ha vissuto e sta vivendo questa giornata in modo davvero esemplare, grazie all'organizzazione della mostra, grazie alle tantissime forze dell'ordine che sono state impiegate affinché tutto si potesse svolgere nel migliore dei modi. Vari attori, vari artisti, tra cui la conduttrice, sono uscite dalla mostra per partecipare al corteo. Ricordiamo Zero Calcare, il disegnatore, ricordiamo Ottavia Piccolo, sempre in prima linea, ma anche Michele Riondino e Tecla Insonio, che hanno, Tecla in particolare ha una proiezione questa sera e ha chiesto proprio di partecipare e quindi si è presa del tempo rinunciando anche alla preparazione per la proiezione pur di essere qui e di far sentire, di far vedere la sua presenza, di dare il suo contributo. Una giornata storica per la mostra perché solitamente anche non è la prima volta che manifestazioni vengono ospitate qui al Lido durante la mostra, ce ne sono state diverse anche negli ultimi anni per le cose più varie, però questa volta è una giornata storica perché le due cose, le due anime della giornata pacificamente hanno convissuto senza interferire sui percorsi, ma dando un messaggio unanime da parte della mostra che è la volontà di pace. Ci sono fischietti, c'è stato qualche fumogeno, c'è la bandiera della Palestina, ci sono davvero persone, famiglie, bambini, nonni, insomma c'è di tutto qui al Lido, 5.000 persone, c'è chi tra gli organizzatori ha dato dei numeri ancora maggiori rispetto a questo verrà poi valutato nelle prossime ore. Sta di fatto che comunque in un'isola dove risiedono 17.000 persone, chiamare qui migliaia di persone in un territorio durante la mostra non è una cosa semplice. E poi ci sono i movimenti chiaramente non solo veneziani, ma da tutta la regione e anche oltre, dal nord-est e dall'Italia. Quindi davvero una grande manifestazione ospitata in occasione della Mostra del Cinema. E la Mostra del Cinema, come avevano promesso il presidente Pietrangelo Buttafuoco e il direttore Alberto Barbera, è stata una degna e onesta cassa di risonanza di questa iniziativa. Edi, hai qualche domanda? Siamo qui nel corteo e ti possiamo
rispondere. Lorenzo, sei stato ampiamente dettagliato nella tua descrizione, abbiamo visto le immagini di Francesca Pezzo che ha girato nel primo pomeriggio quando sono partite le tante persone che sono poi arrivate dove sei tu al Lido, alla mostra del cinema, e ringraziamo Sandro Ponchio, Francesca Pezzo, Filippo Fois e ovviamente te Lorenzo per questo sguardo sulla mostra del cinema e sulla manifestazione, tanti gli attori che infatti come raccontavi tu sono al corteo in questo momento e tanti li abbiamo sentiti proprio in apertura di telegiornale. Grazie dunque a Lorenzo Maier e Sandro Ponchio per il collegamento seppur difficile. Continuiamo con l'ultima notizia per questo telegiornale, perché Venezia, rimaniamo in Laguna, applaude alla Fenice per una nuova versione della Tosca. Un nuovo allestimento di Tosca di Giacomo Puccini in scena al Teatro La Fenice per la regia di Juan Anton Recci e direttore Daniele Rustioni. Il melodramma in 3 atti sul libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa trae il soggetto dall'omonima pièce del drammaturgo francese Victorien Sardou, rappresentata a Parigi nel 1887, che Puccini ebbe l'occasione di vedere recitata da Sarah Bernard a Milano e Torino nel 1889. Nell'opera in scena alla Fenice fino al prossimo 7 settembre, il regista Recci colloca Tosca negli anni 50 all'interno di una dittatura senza nome, senza uniformi militari che possano fare riferimento a un paese in concreto. È tipico degli aguzzini di quei regimi mostrarsi ben vestiti e senza la presenza militare condizionare le persone soltanto attraverso la paura e il semplice timore di cosa potrebbe accadere a uno o all'altro a paralizzare la gente senza necessariamente che si veda un'arma per strada o che un militare ti punti la pistola addosso. È ancor più pericoloso sospettare che tutti i tuoi stessi vicini possano accusarti di qualsiasi cosa, dice lo stesso Recci. Il messaggio denuncia, è chiaro, la pericolosità degli stati totalitari senza l'apparenza di esserlo. Si chiude così il telegiornale di Venezia, le previsioni del tempo dopo la sigla. Grazie per essere stati con noi, una buona serata e arrivederci.